In aereo il posto era vicino al bagno. All'inizio pensavo fosse un vantaggio, però un signore è rimasto chiuso là mezz'ora. Una spuscia. Viaggio un po' di merda. Ben che figure. Ho dormito fino adesso perché ho detto è domenica. Vai mona, no? Ma è domenica, qua non è domenica. Vai, va a scuola domenica, lavora. E tu? Perché qua domenica è il venerdì. E mi non sapevo niente. Non lo sapevo, ho dormito fino adesso. Ho ritirato 100 euro, no? Ti guarda che fare? Mi scheda del posto? Ma hai il portafoglio pieno così? Ragazzi, è arrivato lo sceicco. Guarda che affari. Pippi, viva i sposi, Pippi. Maria, festa grande allora. Insomma, ero per strada che avevo fame. Questo è un signore seduto su una sedia. Dai che posso mangiare, Questo qua si è alzato col fucile e mi ha detto là. Cosa dici di no? Beh, insomma, sono venuto qua, non so cosa ho mangiato, non so dove sono, ma tutto perfetto ragazzi, buonissimo, complimenti. Dopo una serata piena di adrenalina, Romy mi porta a casa il taxi. Bella musichetta! Viva! Dai, il volante, rimani sul volante. Faccio io per te. No, tu no. Una cosa che ho notato qua è che quando parlano sembrano tutti arrabbiati. Ciao mamma. Saluta tu mamma. Tutto bene qua? Questo è che regalo per io. Che regalo? Dì alla mia mamma che è il secondo giorno. Mamma. Ciao. Secondo giorno mamma senza chegotto. Questa è una delle 7 meraviglie del mondo. Questo qua invece è una merda. Per fare 12 ore di treno in notturna Canal sceglie Egyptian Railways. Incredibile ragazzi. Lo spruzzino per lavare il culo. Questa è Raja che non vuole essere ripresa in volto, però vuole mostrare a tutti il suo grandissimo talento. Complimenti Raja. Magna avem magna. Bevest magna avem magna. Ci si sposta, stasera si va a Luxor, sempre col treno. Tutto pulito, tutto tranquillo. Non mi sento mai in pericolo. Veramente? Veramente? Buongiorno, com'è il tempo là ragazzi? Qua c'è una tempesta di sabbia, vedete? Quella è sabbia che si sposta nell'aria e finisce in tutti gli orifizi. Non è una bella sensazione. Sono qua sulla Valle dei Re. Sono andato a vedere la tomba di Tutankhamon. Guida fantastica. Hassan è stato 7 mesi a Quinto Vicentino. Saluta tutti. Ciao. Ciao belli, ciao. Ciao amici. E allora, prenditi tu la responsabilità di spiegare questa roba. C'è appunto il dio gatto, giusto? Sì. E c'è anche il dio Cane. questo. Sì. Esattamente. Chi è? Questo? Sì, abbiamo qua il dio Cane che era il dio della morte, il dio della mummificazione. Era importante perché lui era... Vuoi ricevere comodamente a casa tua, direttamente da Canale il Canale, la sua canalamita? Metti mi piace al video e potrai essere il fortunatissimo / la fortunatissima. Una canalamita.